c'è stata questa lettera da Marina Berlusconi, resto in azienda, ecco, quindi si archivia ancora una volta l'ipotesi di Marina Berlusconi, il leader del PDL. Cosa succede nel PDL? Ma io sono abituato a non dire mai, mai. In politica in particolare il mai non esiste, per cui io ci spero ancora, perché sarebbe bello ed eclatante, sarebbe forse il meglio che potremmo schierare un duello Marina Berlusconi contro Renzi, non so chi ci sarà, per cui io continuo a sperarci. Dopodiché che cosa succede è chiaro a tutti, è in atto un confronto, c'è chi ha una visione molto, diciamo così, governativa come all'Alfano, e c'è dall'altra parte Berlusconi con una linea diversa. Vedremo che cosa succede. Cicchito ha lamentato stamattina troppi attacchi da parte dei cosiddetti falchi, capeggiati da Capezzone, insomma contro i ministri, contro il governo. Non è, dice Cicchito, la via per ritrovare l'unità e il dialogo? Ma Cicchito si lamenta un po' troppo, Cicchito impone il silenzio ad altri, pretende di dettare la linea, si è chiesto da parte nostra soltanto un dibattito, niente, non ha neppure partecipato all'ufficio di presidenza, ma si è mai visto che non si partecipi all'organismo che ha regolato la tua vita per anni. Eppure io ricordo decine e decine di attacchi da parte del signor Cicchito contro il sottoscritto, decine, centinaia forse di comunicati stampa, e allora cosa è diventato permaloso la sua età?